Il viceministro Cancelleri incontra i sindaci della provincia di Agrigento, l'ANAS e il cartello sociale per parlare di viabilità. Arrivata al porto di Lampedusa la nave quarantena, i primi migranti salgono a bordo, poi tornerà a Porto Empedocle. Operazione Taxi Drive, ospiti del centro d'accoglienza avviate alla prostituzione. Sorpresa siciliana, le colonne doriche di Agrigento incassano più del Colosseo. La campanella in Sicilia il 14 settembre, lezioni fino all'8 giugno, vacanze di Natale dal 21 al 6 gennaio. L'assessore regionale La Galla ha firmato il decreto scuola. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Mentre a Genova il presidente Conte inaugurava il ponte sul Polcevera, in Sicilia uno dei suoi ministri, Giancarlo Cancelleri, era impegnato ad interfacciarsi con i sindaci della provincia di Agrigento per cercare di risolvere le principali criticità in materia di viabilità. Cancelleri ha annunciato alcune novità anche sulla statale 640. Dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Si sono svolti ieri alla presenza del vice ministro Cancelleri i tavoli tecnici per monitorare la situazione e le criticità delle nostre strade. La riunione si è svolta presso i locali della prefettura. Hanno visto il dispiegarsi di 4 tavoli secondo le aree geografiche della nostra provincia: zona ovest capofilo il comune di Sciacca, zona centro quello di Agrigento, quindi gli altri 2 della montagna e della costa, presenti anche i rappresentanti del cartello sociale, i sindacati, Don Mario Sorce. Tante le richieste avanzate da parte dei sindaci presenti all'incontro. Particolari problematiche sono state sottolineate per le strade provinciali in quasi totale abbandono. Cancelleri ha parlato dell'annosa e incompleta strada statale Agrigento-Palermo. Per la prima volta si è parlato del completamento dell'anello autostradale con la proposta del sindaco di Ravanusa, primo firmatario, e dei sindaci della provincia, Carmelo D'Angelo, della strada Gela-Castelvetrano. Cancelleri ha dato all'ANAS anche il compito di redigere lo studio di fattibilità. Innanzitutto, a chi pensa che queste siano delle passerelle, io chiederei la prossima volta di venire e venire a lavorare con noi, perché questo è un fatto importante. Io oggi ho sentito amministratori locali, che spesso non ascolta mai nessuno, finalmente potersi sedere ad un tavolo e raccontare sia a livello provinciale che a livello regionale che a livello nazionale e anche al prefetto, ovviamente, che hanno dei problemi specifici, ma che soprattutto hanno anche le soluzioni a quei problemi. Allora ascoltare e mettere in campo quelle che sono le strategie migliori per riuscire a risolvere quei problemi è una cosa, oltre che intelligente, anche molto istituzionale, perché qua si sta parlando di un rapporto fra istituzioni. Se noi riusciamo a lavorare, e lavoreremo ancora per tanti e tanti altri appuntamenti in questo modo, noi riusciamo a portare a casa risultati che sono importanti. Passa da questo duro lavoro, non dalle polemiche giornalistiche, la possibilità di aprire gallerie, ponti, di asfaltare strade, perché solo il duro sacrificio e il sudore della fronte hanno prodotto poi alla fine le infrastrutture che ci servono. Gli altri fanno carta stampata, ogni tanto qualche lancio polemico, però poi alla fine non hanno risolto nessuno dei nostri problemi. A settembre riapriamo la Galleria Spinasanta entro questo mese, poi ci saranno anche delle cose importanti rispetto a quelli che sono i 2 viadotti Agragas, di cui uno, vi ricordo, è chiuso, e quello noi stiamo puntando invece a fare con determinazione i lavori. Chi ci sarà passato avrà visto che c'è stato un incremento anche di operai e insomma di forza lavoro. Poi dall'altra parte la speranza di poterla aprire entro la fine dell'anno. Perché dico speranza? Perché usciranno dei numeri da delle analisi che, se saranno confortanti, daranno il via libera al collaboratore per poter dire che è di nuovo riaperto il passaggio ai mezzi leggeri. Questo ripristinerà finalmente la normalità nella città di Agrigento e darà a noi la possibilità di lavorare senza le troppe pressioni che in questo periodo ci sono state. Per carità, pressioni legittime, ma pur sempre pressioni. Grande problema l'Agrigento-Palermo, scusa, Agrigento-Palermo è un problema abbastanza grosso. Su Agrigento-Palermo e sulla Caltanissetta Agrigento noi abbiamo mandato alla CMC un ultimatum, cioè la proposta della perizia di variante che ANAS ha direttamente spedito all'azienda. Loro avranno
15 giorni di tempo per poter decidere se sono d'accordo e quindi accettano questa proposta oppure non sono d'accordo, e a quel punto avverrà la rescissione del contratto. Non è più il momento né di aspettare né tantomeno di poter pensare che le cose possano cambiare. Cambiano quando si decide che è finalmente arrivato il momento, però loro o ci dimostrano che sono cambiati e mettono in campo la forza lavoro per concludere queste lavorazioni, oppure noi col DL semplificazioni cambiamo il contraente generale. Ormai la legge ce lo permette, con questo strumento che io vorrò usare tantissime volte, tante quante volte ci servirà per poter superare i problemi. È una legge di cui questo governo si è voluto dotare, è una legge che dura un anno, ma è una legge che, ad esempio nel caso del viadotto Emera, ha già prodotto 20 giorni di risparmio su un iter amministrativo che non ci avrebbe consentito di aprire il 31 di luglio. Quindi tutto quello che fa risparmiare tempo, non mettendo mai da parte né la sicurezza né le regole sulla trasparenza e la legalità, è benvenuto. Ovviamente. Ministro, ecco, lei ha lanciato l'idea lanciata dai sindaci di Agrigento per la conclusione dell'anello autostradale, finalmente Castelvetrano-Gela. Sì, io voglio mettere il mio nome insieme a loro in questa piccola pagina di storia che si scriverà sull'avvio praticamente del primo progetto della Castelvetrano-Gela, sia quella stradale che quella ferroviaria. Lo scriviamo perché sarà una bella pagina di collaborazione fra tanti, che io ci ribatto di nuovo, che non hanno scelto di fare polemica ma che si sono parlati attraverso i giusti canali, quelli istituzionali. Così facendo hanno prodotto un risultato e questo sarà il risultato di tutti. Io nel mio piccolo avrò la bella soddisfazione di poter scrivere. Passo quale sarà per questo anello autostradale? ANAS deve scrivere al Ministero per farsi autorizzare alla progettazione di fattibilità tecnico-economica da parte praticamente della direzione strade, con il relativo finanziamento. Ho già avuto rassicurazioni dal Ministero che alla domanda verrà risposta in maniera positiva, quindi è un risultato che ormai attendiamo e che lo verremo a raccontare sul territorio, perché questa secondo me è una bella notizia. Invece che realizzare soltanto la tangenziale di Agrigento, realizziamo invece tutta l'infrastruttura e chiudiamo finalmente l'anello autostradale che in Sicilia mancava. I soldi dall'Europa stanno arrivando 209 miliardi di euro. Dico, io penso che ci sia posto per la Castelvetrano-Gela in questi 209 miliardi. Sindaco, ecco, lei è stato il primo firmatario insieme ad altri sindaci relativamente a questa idea del completamento dell'anello autostradale Gela-Castelvetrano. Il Ministro ha dato risposte positive, insomma. Sì, diciamo, mettiamo un primo tassello, bisogna tenere alta la guardia. Come ho detto nei giorni scorsi, i soldi li stanno mettendo in Europa per realizzare le infrastrutture, saranno messe, saranno recovery fund. Apprendiamo oggi che anche il Vice Ministro sposa questa nostra battaglia per la chiusura dell'anello autostradale, ci ha promesso che metteranno le risorse per lo studio di fattibilità. Attendiamo con impazienza e speriamo che questa opera possa essere realizzata il prima possibile, comunque possa anche essere valutato anche l'onere finanziario da parte dello Stato che dovrà comunque mettere soldi per realizzare questa autostrada. Una valutazione su questa iniziativa, tavoli tecnici che hanno riguardato un po' tutto il territorio e quindi anche la vostra zona? Ma le iniziative di confronto sono sempre importanti, ringraziamo per questo anche il Vice Ministro che già è al suo terzo appuntamento nel giro di 2 mesi, abbiamo portato l'elenco delle necessità della viabilità agrigentina, speriamo di risolvere sia il problema sulle strade statali ma anche quello sulle strade provinciali e per questo speriamo anche un coinvolgimento della regione siciliana, che è importante che si sieda anche a questo tavolo. La zona montana come va, Sindaco? Intanto abbiamo ottenuto il risultato che ANAS ha mantenuto l'impegno di effettuare alcuni lavori lungo la 118.
è stato rifatto tutto un piano di interventi piccoli che stanno togliendo alcune criticità importanti, nonché l'asfalto e un poco di lavori si stanno facendo sulla 118. Nel tavolo tecnico di oggi c'è stato l'impegno anche dell'ANAS di continuare questo lavoro di manutenzione e valorizzazione della 118. Ovviamente io ho riproposto con forza la necessità di avere questo collegamento veloce dal chilometro 100 della 118 alla strada che porta a Borgo Bonsignore, e quindi il collegamento con l'Agrigento Sciacca, per intenderci. Quindi si tratta di un tratto breve su cui la Regione ha messo delle somme importanti, anche lì alcuni lavori si stanno facendo, però per noi l'obiettivo è di avere questo collegamento fatto bene, realizzato bene, in modo tale che riusciamo ad uscire dall'isolamento e a mettere in rete il nostro territorio con il resto dell'isola. Continueremo a partecipare ai tavoli e io ringrazio tanto il signor Prefetto per l'ospitalità che ci ha dato e il Vice Ministro che continua a seguire con attenzione la nostra provincia, e penso che è importante anche iniziare a programmare la chiusura dell'anello autostradale, che penso che si tratta di infrastrutture strategiche importanti per il futuro del nostro territorio. Bisogna continuare a seguire e a chiedere che questi lavori siano fatti in modo celere, possibilmente come hanno fatto con il viadotto Morandi, trovando delle formule amministrative e organizzative che consentano di dare in tempi brevi risposte sul terreno delle infrastrutture della provincia, che sono fondamentali per lo sviluppo. Troppo vento, stop ai trasferimenti. La nave torna in rada a Lampedusa. A carico completo tornerà a Porto Empedocle. Promessa da marinaio quella del ministro e leader dei 5 Stelle Vito Crimi, che aveva annunciato che non ci sarebbe stata una nave quarantena a Porto Empedocle. C'è il servizio. È arrivata questa mattina a Lampedusa la nave azzurra del gruppo Grandi Navi Veloci, partita ieri sera da Porto Empedocle per operare il trasbordo dei migranti dell'hotspot dell'isola per la quarantena. Il centro di Contrada Imbriacola ha registrato oltre 1000 presenze dopo gli ultimi sbarchi. Dopo i primi 300 imbarchi, i 22 nodi di vento hanno impedito al personale sanitario della Croce Rossa, che dirige le operazioni, di proseguire. Le operazioni di trasferimento dei migranti riprenderanno appena le condizioni meteo marine lo consentiranno. E contrariamente a quanto detto nei giorni scorsi dal vice ministro dell'Interno Vito Crimi durante la sua visita a Porto Empedocle, la nave tornerà in rada proprio lì. L'Azzurra sosterrà dinanzi la cittadina marinara per consentire un più rapido intervento in caso di malore di qualche immigrato o personale di bordo, essendo Agrigento dotata di ospedale. Mentre anche le procedure di identificazione risulteranno più snelle alla luce della presenza della postazione di frontiera della Polizia di Stato. Ed intanto i migranti continuano a scappare dalla tensostruttura di Porto Empedocle. All'appello ne mancherebbero circa 25. Chi resta invece si scaglia contro le forze dell'ordine, lanciandogli addosso vari oggetti come sedie e scrivanie. Ospiti del centro d'accoglienza di Capodorlando è avviata alla prostituzione in cambio di denaro e di 5 arresti il bilancio dell'operazione Taxi Drive. I dettagli nel servizio. All'alba di oggi i carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e applicativa dell'obbligo di dimora a carico di 9 soggetti, di cui uno ritenuto responsabile di favoreggiamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, mentre gli altri, tutti in concorso tra loro, di plurimi episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina. Il provvedimento restrittivo, secondo quanto si apprende da un comunicato dell'Arma, scaturisce da un'attività di indagine convenzionalmente denominata Taxi Driver, supportata da ampia piattaforma intercettiva telefonica e ambientale, compendiata da numerosi servizi di osservazione, sviluppata dall'ottobre del 2018 dalla sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Sant'Agata Militello, con il coordinamento dei sostituti procuratori, dottoressa Giorgio Orlando e dottoressa Alice Parialò della Procura della Repubblica di Patti.
L'indagine, si apprende, nasce dall'accertamento di un'avviata attività di prostituzione di alcune ospiti di un centro di accoglienza per migranti. Secondo gli investigatori, alcune giovani donne ospiti della struttura SPRAR, dietro compenso, avrebbero intrattenuto rapporti sessuali e sarebbero state agevolate nell'esercizio della prostituzione da un 65enne di Capodorlando. L'uomo le avrebbe accompagnate ai vari appuntamenti, fornendo loro anche una base logistica convenzionalmente indicata con il termine «il cancello verde», individuata in uno stabile del comprensorio orlandino. Il 65enne, sempre secondo l'accusa, in cambio di denaro contante e rimborsi carburante, avrebbe fornito anche un servizio taxi con la propria autovettura in favore di un consolidato gruppo di giovani di Capodorlando, tutti noti alle forze dell'ordine in quanto dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina, al fine di aiutarli ad eludere i controlli delle forze di polizia. I giovani erano dediti allo spaccio in favore di una vasta clientela dislocata lungo la litoranea compresa tra Sant'Agata Militello, Patti e i corrispondenti centri montani. In tale contesto sono stati ricostruiti diversi episodi di cessione e vendita di stupefacenti. I dialoghi intercettati relativi erano caratterizzati dall'utilizzo di un linguaggio criptico conosciuto solo da quella ristretta cerchia di soggetti. Il complesso lavoro dei carabinieri ha tuttavia permesso di decodificarne la terminologia, documentando numerose conversazioni tra gli arrestati sulla qualità, modalità di preparazione, occultamento dello stupefacente, sul suo prezzo di acquisto e di rivendita e su come ripianare le insolvenze con i loro fornitori. I servizi di osservazione, controllo e pedinamento hanno permesso di sequestrare complessivamente 1 chilogrammo di marijuana nascosto in un immobile in disuso. Arrestato un uomo di 33 anni per violenza sessuale e revenge porn ai danni dell'ex convivente. Secondo quanto sostenuto dalla polizia di Siracusa, l'indagato avrebbe filmato gli abusi ai danni della vittima per poi inviarli con la mail all'attuale compagno della donna e ad altri 2 amici. Sono stati questi ultimi, poco dopo aver visto le immagini, a rivolgersi ai poliziotti che, dopo aver rintracciato l'uomo, lo hanno bloccato e trattenuto in arresto. È stato anche denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di 80 grammi di hashish e 190 grammi di marijuana trovati nella sua abitazione. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche una pistola a giocattolo priva del tappo rosso, 4 cartucce e 2 paia di manette simili a quelle in dotazione alle forze dell'ordine. Sindaco, si contano i danni dell'incendio nel fine settimana. Intanto qual è il punto della situazione? Ma il punto della situazione è che abbiamo avuto 15 ettari circa di territorio comunale attraversato e percorso dall'incendio sviluppatosi nella notte tra il venerdì e il sabato. Fortunatamente nessun danno a persone, nessun danno all'abitazione, ma ingenti danni a colture, macchia di oliveti, macchia di oliveto, macchia mediterranea e qualche albero da frutto. Il peggio è stato scongiurato grazie al massiccio intervento, al massiccio dispiegamento di persone e mezzi, altrimenti l'epilogo purtroppo sarebbe stato di natura luttuosa. Si indaga sulle cause dell'incendio adesso? Ma le forze dell'ordine sicuramente sono al lavoro per ricostruire responsabili e responsabilità. Noi abbiamo lanciato, l'amministrazione comunale ha lanciato un appello a chiunque abbia visto o a chiunque sia a conoscenza di fatti utili all'indagine, affinché le proprie conoscenze possano essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, è certo che qualora dovessero essere individuati responsabili e responsabilità, noi ci costituiremo parte civile in ogni sede di giudizio. Ecco, l'estate è ancora lunga, come si affronteranno le prossime giornate per evitare anche gli incendi? Ma noi avevamo di comune accordo con i volontari della protezione civile predisposto un piano di avvistamento e quindi di prevenzione, una sorta di campagna prevenzione incendi. Però al di là di quelle che possono fare le sparute forze pubbliche in campo, al di là di quello che possono produrre i volontari con la loro meritevole attività di aiuto e di supporto, l'appello che rivolgo e che faccio
va nella direzione dei cittadini. I cittadini devono sapere che custodire e tutelare questo territorio significa custodire e tutelare non solo una identità ma anche qualcosa che gli appartiene. Io credo che chi incendia questo territorio, chi attenta alla salute dei cittadini, chi mette in discussione e in pregiudizio la vita degli stefanesi, incendia e tenta di distruggere non solo la storia e la memoria di questo territorio, ma soprattutto il suo futuro. Ecobonus auto al via 3.000 domande in poco più di 2 ore. Dall'1 agosto al 31 dicembre 2020 per i rivenditori è possibile prenotare sul sito del Mise l'incentivo per l'acquisto dei veicoli a bassa emissione. Per l'acquirente basta rivolgersi a un concessionario che si farà carico della pratica. Arturo Cantella. Sia per aiutare le famiglie con l'acquisto di un'auto nuova che il settore dell'automobile. L'Ecobonus auto parte infatti alla grande. In un solo weekend dal 1 agosto, giorno in cui è entrato in vigore, sono stati già utilizzati, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, quasi 10 dei 50 milioni previsti fino al prossimo 31 dicembre dal decreto rilancio per sostenere appunto l'acquisto di auto elettriche ibride, ma anche quelle Euro 6 con l'alimentazione tradizionali. Una risposta superiore alle aspettative. Le risorse non saranno sufficienti e per questo, con il decreto di agosto atteso in settimana, il governo punta a rifinanziare gli incentivi con altri 500 milioni di euro e con la possibilità di estenderli anche al comparto dei veicoli commerciali a basso inquinamento. Insomma, una boccata d'ossigeno per il mercato italiano dell'auto, messo a dura prova dal difficile periodo del lockdown delle fabbriche e dei concessionari. Anche luglio si chiude per la vendita con un segno negativo a doppia cifra. Le immatricolazioni delle macchine sono state circa 136.000, l'11% in meno nello stesso mese del 2019. Niente a che vedere con le pesanti flessioni dei mesi precedenti, meno 83,40 a marzo, meno 98% ad aprile, meno 49,55 a maggio, meno 23,13 a giugno. Ma il bilancio complessivo da inizio anno è pesante. Nei 7 mesi scorsi il totale delle auto vendute, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, è pari a 720.620 a fronte di 1.236.520 dell'analogo periodo dello scorso anno, pari quindi a una flessione complessiva vicina al 42%. Il governo vuole estendere il bonus anche al settore dei mezzi leggeri e dei mezzi commerciali. Covid e crisi economica, nessuna ripresa, c'è il servizio. La crisi si sta facendo sentire e la crisi c'è tutta, anche come giustamente dicevi tu nella provincia di Messina, una provincia che da questo punto di vista, avendo un tessuto economico molto fragile, molto delicato, non può far altro che accentuare tutto quello che a carattere ormai mondiale si sta verificando e quindi la crisi c'è, soprattutto rispetto a quello che è il settore dell'abbigliamento, quindi del commercio soprattutto dell'abbigliamento. Abbiamo i dati da parte delle grandi aziende multinazionali che anche sul territorio di Messina perdono a doppia cifra, c'è chi perde il 30, c'è chi perde il 40, c'è chi arriva a perdere fino al 50% del fatturato rispetto all'anno scorso. È un momento molto complicato perché a questo si aggiunge anche la crisi della grande distribuzione alimentare. Aziende come la Like Sicilia hanno attivato la cassa integrazione, aziende come la Coop, l'Ipercoop di Milazzo, Alleanza 3.0 che gestisce direttamente questi punti vendita, ha annunciato che a breve vuole abbandonare la Sicilia e vuole dare l'intera rete vendita in franchising a un'azienda di imprenditori locali, i quali non ci garantiscono la solidità e la serenità rispetto alla salvaguardia occupazionale e reddituale di questi lavoratori. Le misure del governo ancora non arrivano o comunque al di là di quello che è la cassa integrazione, tutto quello che sarà il pacchetto degli aiuti europei, quello che abbiamo sentito nominare come Recovery Fund, avrà tempi molto lunghi. Dobbiamo capire come in questo momento riusciamo in qualche modo a frenare quella che potrebbe essere una valanga di licenziamenti, soprattutto appunto nel settore del commercio.
Il territorio messinese già non era uscito da quella crisi che aveva investito l'Europa e in particolare l'Italia, la crisi appunto del 2008, un tessuto economico molto fragile, un tessuto in cui non si è mai andato a sviluppare una vera idea di sviluppo del territorio. Le varie amministrazioni che si sono susseguite hanno in qualche modo provato a fare c'è chi più, c'è chi meno, ma senza un disegno organico di quello che era il tessuto economico di questo territorio. Credo che indispensabile sia quello di capire come attrarre risorse sul territorio, come utilizzare le risorse che verranno da Recovery Fund, immaginando che almeno il 36% di quelle risorse andrà per il meridione, una parte di quelle naturalmente sarà destinata alla provincia di Messina. Abbiamo bisogno di una classe politica seria, una classe politica responsabile che guardi all'interesse collettivo e guardi al bene della cittadinanza messinese, non guardi esclusivamente al proprio imbellico o ai propri interessi personali, ma possa in qualche modo disegnare un futuro per questo territorio affinché le centinaia di giovani che ogni anno abbandonano il nostro territorio possano decidere di rimanere qua e quindi riattivare quel tessuto economico, riattivare quella domanda che possa in qualche modo far ripartire i consumi e di conseguenza provare a mettere un freno a quella che potrebbe essere una catastrofe occupazionale oltre che economica. Abbiamo la necessità di avere una linea coerente e costante rispetto a quello che si dice e contemporaneamente rispetto a quello che si fa. Abbiamo un problema, il settore della ristorazione vive delle limitazioni legate al Covid rispetto alle quali c'è poco da fare. E di conseguenza in funzione di questo dobbiamo mettere questi imprenditori che occupano centinaia di persone, migliaia di persone nella città e nella provincia di Messina nelle condizioni di riuscire a operare con dei limiti, con delle difficoltà ma di riuscire a operare. Se produciamo ai limiti quelli già stabiliti a carattere nazionale dai PCM e quindi da tutte quelle normative che in qualche modo regolano le attività al chiuso e all'aperto, aggiungiamo ulteriori limiti, noi non facciamo altro che uccidere completamente quel settore che difficilmente avrà possibilità di ripresa in un secondo periodo, perché quando chiudi un bar non lo riapri dopo un paio di mesi, come altrettanto vale per un pub e quant'altro. Alla luce di questo non si può fare altro che dare seguito alle promesse fatte e questo voglio dire è una richiesta che noi facciamo all'amministrazione comunale, quella di dare seguito alle parole attraverso i fatti e quindi aiutare realmente questo settore. L'occupazione suolo è una delle prime misure che potrebbe essere in qualche modo utile a ridurre, a ampliare gli spazi per gli esercenti e contemporaneamente a ridurre da un punto di vista economico l'impatto che lo stesso ha. Provare in qualche modo a dare appunto seguito alle parole e ai fatti, aiutare un settore che occupa in questo territorio migliaia di posti di lavoro che altrimenti rischierebbero di non esserci più. Per questo motivo noi crediamo che bisogna intervenire anche da parte dell'amministrazione comunale nelle misure che la stessa può prendere, ma cose che devono essere fatte o non oggi ma andavano fatte ieri e secondo me noi abbiamo perso troppo tempo per dare seguito dalle parole ai fatti. In Sicilia scuola al via dal 14 settembre, lezioni fino all'8 giugno. L'assessore Lagalla ha firmato il decreto vacanze di Natale dal 21 dicembre al 6 gennaio, quelle di Pasqua dall'1 al 5 aprile. Vediamo. Lezioni al via il 14 settembre, anche in Sicilia. L'assessore all'istruzione Roberto Lagalla ha firmato il decreto sul calendario scolastico 2020-2021. Raccogliendo la raccomandazione del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, la prima campanella suonerà lunedì 14 settembre e dopo 208 giorni, 207 se la festa del Santo Patrono cade in un giorno di lezione, le attività didattiche si concluderanno martedì 8 giugno. Nessuno è in grado di prevedere come si svolgerà quest'anno del dopo Covid-19. Intanto a livello regionale sono state fissate le principali date che scandiranno l'anno scolastico. Per le scuole dell'infanzia le attività scolastiche si concluderanno il 30 giugno. Dal 9 giugno potranno funzionare le sezioni che accolgono i bambini che continuano a frequentare la scuola e le maestre potranno turnare. Nell'isola le vacanze di Natale inizieranno lunedì 21 dicembre e si protrarranno fino al 6 gennaio. In tutto 18 giorni, 19 per le scuole che adottano la settimana corta di sospensione delle lezioni.
La sosta per la Pasqua è prevista dall'1 al 5 aprile 2021. In Sicilia non sono previste altre interruzioni tranne quelle del calendario nazionale, l'1 novembre Ognissanti che cade di domenica, 8 dicembre Immacolata Concezione, 25 aprile Festa della Liberazione che cade di domenica, sabato 1 maggio Festa dei Lavoratori e 2 giugno Festa della Repubblica, più la festa del Santo Patrono. Il 15 maggio l'autonomia regionale si festeggerà in classe approfondendo lo statuto della regione siciliana. L'assessorato regionale ha previsto che le istituzioni scolastiche a partire dal 14 settembre, in relazione alla situazione epidemiologica, dovranno prevedere un ingresso graduale delle classi per evitare assembramenti. Le lezioni che non si svolgeranno dovranno essere di regola recuperate a meno che non si tratti di eventi straordinari. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Quasi 7.000 visitatori nella giornata di ingresso gratuito hanno visitato la Valle dei Templi. Molti hanno scelto la sera per passeggiare tra le colonne doriche. C'è il servizio. Francesi, spagnoli, tedeschi, olandesi, danesi e persino greci e tanti siciliani. Il pubblico è tornato alla Valle dei Templi che alla fine della giornata ha contato ben 6.774 visitatori che non sono di certo paragonabili ai numeri di inizio agosto dell'anno scorso, ma fanno veramente ben sperare sull'andamento di tutto il mese, soprattutto considerando che un buon migliaio ha preferito visitare i templi al tramonto a pagamento visto che l'ingresso gratuito era superato. L'altro dato molto importante, il parco lo aveva registrato venerdì scorso quando la Valle aveva già superato i 3.500 ingressi in un solo giorno e adesso si guarda al mese di agosto, il 14 vigilia di Ferragosto, poi il 16, il 18, il 19, il 23 e il 30 sono in programma le prime albe per scoprire la valle in quel tratto di tempo che va dalla notte fonda all'aurora. Le presenze di così tanti visitatori nella Valle dei Templi durante il fine settimana indicano un interesse crescente verso la Sicilia e testimoniano l'impegno nella valorizzazione dei luoghi simbolo della nostra cultura, ha detto l'assessore Alberto Samona, assessore regionale ai beni culturali e alla identità siciliana. Particolarmente interessante, peraltro, la risposta di accessi nelle ore serali che mostrano come la flessibilità nell'offerta turistico-culturale riscontri il gradimento di un pubblico sempre più esigente ed orientato a cogliere tutti gli aspetti della bellezza dell'isola. Il connubio natura e cultura assume ad Agrigento un valore altissimo anche in considerazione dell'aspetto paesaggistico del luogo. È per questo che alle serate al parco, a partire dal 14 agosto, si aggiungerà la magia dell'alba tra i templi, iniziative emozionali ed eccezionali che vanno nella direzione indicata dal governo Musumeci di valorizzare tutti gli aspetti della cultura della nostra terra. Le albe quest'anno saranno, diversamente dalle precedenti, saranno affidate alla potente interpretazione di Gaetano Aronica che il 16 sera alle 21 sotto il Tempio di Giunone proporrà anche uno spettacolo Villa Malgiocondo. Il 18, 19 e 30 di agosto invece il palcoscenico dell'Aurora sarà tutto per Sebastiano Lo Monaco che già un paio di anni fa raccolse un grandissimo successo, che poi il 29 e 30 proporrà il recital Io e Pinandello. Il pubblico premia la Valle, qui si sente sicuro, il parco è covid free e i visitatori lo sanno. Gli operatori li accolgono in tutta sicurezza, i mezzi di protezione che abbiamo messo a disposizione lo dimostrano, dice il direttore del parco archeologico Roberto Sciarratta. Per questo alla fine abbiamo deciso di organizzare le albe, il pubblico ce lo ha chiesto e noi ci siamo sentiti pronti. Secondo Letizia Casuccio, direttore di Coop Culture, che cura i servizi di accoglienza e la biglietteria della Valle, anche quest'anno potremo assistere alla magia dello spettacolo dell'alba in una nuova veste, perché il percorso terrà conto dell'inizio di una nuova era in cui l'umanità che si è risvegliata sappia godere della irripetibile bellezza della vita. E per noi, che siamo una cooperativa, vuol dire dare lavoro ai nostri soci, farli uscire dall'incertezza degli ammortizzatori sociali, guardare allo sviluppo turistico del territorio agrigentino con speranza, consapevoli delle eccellenze di cui possiamo disporre, a cominciare da quella del capitale umano. Il ristorante Vineria per Bacco, che si trova in vicolo Lopresti, una traversa della via Tenea d'Agrigento, organizza giovedì 6 agosto una cena suggestiva associata al cinema. Sarà presente anche uno dei protagonisti del film, l'attore Gaetano Aronica. Dopo il tramonto la cena sarà dunque accompagnata dalla visione del film Malena di Giuseppe Tornatore. L'inizio della proiezione è prevista per le 21, la prenotazione è fortemente consigliata. Nuovi ingressi, manutenzione del manto erboso e stage giovani, le ultime novità dell'Acragas con Carmelo Lentini. La notizia aleggiava nell'aria da qualche giorno, adesso è arrivata all'ufficialità.
Il bomber Peppe Gambino ha sottoscritto per il secondo anno consecutivo il proprio impegno con la maglia dell'Acragas. Lo aveva preannunciato in un'intervista il DS Ernesto Russello nei giorni scorsi, il quale proprio nella giornata di lunedì 3 agosto lo ha incontrato e quindi ha concluso felicemente la trattativa. Giuseppe Gambino, ricordiamo, la scorsa stagione ha realizzato 18 reti, di cui 2 gol in Coppa Italia. Intanto sono in corso dei lavori di manutenzione allo Stadio Seneto, dove dopo settimane di costanti cure è uscita fuori rigogliosa l'erbetta. Grande attenzione da parte dei volontari che con grande spirito di collaborazione e grazie anche all'esperienza accumulata negli anni hanno messo in pratica le proprie competenze riuscendo nell'impresa. Non è stato facile, colpa anche del gran caldo di queste ultime settimane, e c'è voluta grande attenzione e spirito di sacrificio. Infine concludiamo con una notizia di Under. Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 30 luglio al campo comunale di Fontanelle il primo raduno per giovani calciatori nati negli anni 2003, 4, 5, 6 e 7. Lo stage è stato rivolto all'individuazione di elementi da poter aggregare all'organico della prima squadra biancazzurra e delle varie formazioni del settore giovanile. Hanno risposto all'invito una cinquantina di giovani atleti, arrivati anche da altri centri della provincia di Agrigento. Lo stage è stato presieduto dal responsabile del settore giovanile dell'Acragas, Dino De Rosa, dal preparatore dei portieri Giovanni Costantino e dagli allenatori Francesco Nobile ed Emiliano Bellavia. Ha collaborato anche l'allenatore Lillo Volpe. Nei prossimi giorni sarà comunicata la data del secondo stage. Il Canicattì Calcio inizia una nuova avventura nel campionato di eccellenza. Il raduno dei calciatori vecchi e nuovi è in programma dopodomani allo stadio saraceno di Ravanusa. Il servizio. Si parte per la nuova avventura di eccellenza. Si terrà infatti giovedì 6 agosto il raduno dei calciatori vecchi e nuovi del Canicattì Calcio per iniziare la preparazione fisica ed atletica in vista del campionato di eccellenza che la squadra biancorossa dovrà affrontare nella stagione che sta per iniziare e per la quarta volta consecutiva. La sede scelta è sempre quella dello stadio saraceno di Ravanusa, dove il tecnico Pippo Romano e il suo staff inizieranno a far amalgamare i calciatori. Questa è la lista dei calciatori: Federico Valenti, portiere; Giuseppe Tedesco, difensore; Walter Maluzzo, centrocampista; Vittorio Caronia, centrocampista; Giuseppe Iezzi, attaccante; Simone Fiore, difensore; Danilo Greco, centrocampista, tutti riconfermati dalla precedente esperienza. I nuovi invece sono Giuseppe Prestia, attaccante; Pietro Marino, difensore centrale; Claudio Velardi, punta centrale; Filippo Caternicchia, centrocampista, e l'ultimo arrivato Pasquale Semprevivo, difensore. Pippo Romano, il tecnico riconfermato con un contratto biennale, parla della scelta di proseguire la sua esperienza col Canicattì. Il nostro è stato un incontro basato sui programmi espressi con molta serenità e onestà. Abbiamo raggiunto un accordo biennale in considerazione del fatto che vogliamo progettare bene in funzione anche di ciò che potremo avere il prossimo anno, cioè lo stadio a casa nostra. È chiaro che senza uno stadio che possa dare lustro alla cittadinanza, ai tifosi, alla società, non ci può essere una crescita, perciò ci teniamo tanto affinché il prossimo anno avvenga tutto questo. Del progetto fa parte anche il preparatore dei portieri Daniele Trombino. Il primo match ufficiale si giocherà presumibilmente il 30 agosto in Coppa Italia. Festa della Madonna Assunta. Messina non potrà scendere in processione, ma si pensa a dei riti alternativi. Vediamo. Nel corso della storia segna dei momenti critici per la vita della città, l'assenza di questa manifestazione agostana che da 500 anni caratterizza la nostra città. Però al di là della esigenza di mantenere la distanza sociale, come la chiamano, rimane la possibilità di ricordare l'evento attraverso delle iniziative che il Comitato ha proposto, però fino ad ora inascoltato, come quella per esempio di segnare il percorso sacro compiuto dalla Vara da Piazza Castronovo a Piazza Duomo attraverso l'installazione delle bandiere della città di Messina, di modo che i messinesi e chi viene a Messina si domandi perché ci sono queste bandiere, perché quello è il percorso che normalmente ogni anno compie la Vara.
Però, ripeto, è una cosa che non costa niente, perché le bandiere, per quanto scolorite, in parte lacere, però bandiera vecchia, onor di capitano, si possono installare senza dispendio per le risorse del comune. In più il comitato ha, al di là della situazione contingente di questa confusione che c'è stata un po' con la creazione del gruppo storico dei tiratori, che fanno benissimo il loro lavoro, come noi facciamo da 25 anni benissimo il nostro. Il comitato, grazie alla disponibilità dell'orafo Alfredo Correnti e del figlio Carlo, ha fatto realizzare da questi due artisti messinesi 2 medaglie, una grande e un medaglione con la Madonna Assunta spinta dagli angeli in cielo e i 5 stemmi della città di Messina. Quindi anche lì ricordiamo che questa è una manifestazione religiosa, ma al di là di questo è identitaria per il popolo messinese, perché Messina si è identificata sempre in questa processione del 15 agosto. Al di là di questo c'è stato un altro artista, Gregorio Cesario, che ha realizzato, per donarla al Museo della Vara dei Giganti, una pittura, un dipinto in cui la Vara, nel contesto urbano monumentale, c'è Cristo Re, il Duomo e altri edifici di riferimento, è trainata dai messinesi illustri, da quelli antichi come Antonello da Messina, a Maria Costa, la grande poetessa popolare, e anche a quelli attuali come Nino Frassica, il cantante D'Urso, e altri personaggi di attualità. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.